provoca gravi disagi la chiusura di entrambe le gallerie Spinasanta o Santa Lucia tra Agrigento e Raffadali. L'intervento del sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro. Gloria Scafè. La galleria Santa Lucia o Spinasanta lungo il tracciato tra Agrigento e Raffadali è stata chiusa al transito da ANAS per compiere alcuni interventi di manutenzione straordinaria che, concluse le attività di ispezione entro il prossimo 30 novembre, saranno eseguiti successivamente. La chiusura ha creato notevoli disagi e si è subito levato il grido di allarme dei commercianti e degli artigiani di Raffadali e non solo. Chiaramente le lamentele non riguardano la messa in sicurezza del tratto di strada, che è giusto che avvenga, ma il fatto che, così come spiega lo stesso sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, è rimasto inascoltato il suo appello da parte dell'ANAS di creare dei percorsi alternativi. Cuffaro già in precedenza, appresa la notizia dei lavori straordinari di manutenzione da effettuare nelle gallerie, aveva proposto all'ANAS di completare un tratto di strada che si trova lungo la statale 118. Ciò avrebbe permesso il collegamento della 118 con la 189, creando una strada che sarebbe servita per raggiungere Fontanelle e per agevolare gli abitanti dell'entroterra a raggiungere l'ospedale di Agrigento, ma questo appello è rimasto inascoltato. Galleria Santa Lucia chiusa al transito già da parecchio tempo, sindaco di Raffadali, le sue rimostranze, ma soprattutto è riuscito ad avere un confronto con i vertici, con la regione, con i tecnici dell'ANAS. Chiederò un incontro per cercare un attimino di trovare un punto di unione tra le autonomie locali, tra chi rappresenta un territorio e l'ANAS, che come è sempre solito lavorare mortifica un attimino uomini delle istituzioni che rappresentano un territorio, facendo delle scelte sempre in modo, dico io, arrogante. Ho avuto modo anni fa di contrastare l'operato dell'ANAS sui lavori della 189 che hanno mortificato un'intera provincia, con anche delle interrogazioni parlamentari, cercando di portare avanti una battaglia che continua e ora diventa, secondo me, ancora più forte. Non è possibile privare il comune di Raffadali con un'arteria così importante, quando si potevano fare questi lavori cercando di trovare delle soluzioni alternative, che tra l'altro erano state proposte da me, perché c'è un tratto di strada comunale realizzata negli anni 90 che basterebbero soltanto 200 metri di collegamento e porterebbe il Santa Lucia con la contrada Fontanelle, quindi potrebbe essere anche una via di sfogo per tutti coloro che dall'entroterra devono raggiungere l'ospedale civile di Agrigento, perché potrebbero pure evitare di prendere la galleria anche nel futuro, perché raggiungerebbero l'ospedale in pochi minuti. Non l'hanno fatta, è un sopralluogo so che è stato portato avanti da parte dei funzionari dell'ANAS, però non ha avuto uno sviluppo e non so perché. Sono molto rammaricato di questo e chiederò, e ho già chiesto al Presidente della Regione, che cerchi di portare l'ANAS ad avere un maggiore dialogo con i sindaci del territorio quando devono prendere scelte o decisioni che hanno una valenza non solo economica ma anche sociale.